Un saluto a tutti, l'approfondimento di questa sera ci porta a Sori, alle mie spalle c'è il teatro comunale dove è in corso un interessante incontro sulle nuove disposizioni del decreto sicurezza in materia di immigrazione. In particolar modo la domanda è che cosa accadrà da adesso in poi per quello che riguarda l'accoglienza dei migranti. Fino ad oggi si è parlato di progetto SPRAR, di CAS, ma adesso la situazione va a cambiare. Come? Con la legge 132 del 2018 che è stata promulgata il 1° dicembre e con le modifiche introdotte in sede di conversione è entrata in vigore il 4 dicembre di quest'anno, quindi pochissimi giorni fa. Che cosa prevede questa legge? Perlomeno gli obiettivi del decreto sono quelli di disciplinare il permesso degli aiuti umanitari, garantire l'effettività delle espulsioni, definire le norme per la revoca dello status di protezione internazionale, contrastare il ricorso strumentale alla richiesta di protezione, razionalizzare l'accesso allo SPRAR e razionalizzare le norme in materia di cittadinanza. Perlomeno questo vuole essere l'obiettivo della legge, del decreto sicurezza. Ma quali sono i risultati? Quindi effettivamente questo porterà un beneficio all'accoglienza dei migranti oppure no? Andiamo all'interno del teatro perché ci sono delle voci autorevoli che vogliamo ascoltare, perché vorremmo capire tecnicamente che cosa accadrà, quindi non fermarci solamente alla patina di quelle che possono essere le prime dichiarazioni, ma andare proprio nel profondo di questa legge, vedere anche se ci sono aspetti preoccupanti, ad esempio per le amministrazioni locali e per i tecnici che sino ad oggi hanno lavorato all'integrazione e raccogliere, perché no, anche alcuni esempi virtuosi di accoglienza che sono stati fatti in questi anni. Ad esempio proprio a Sori c'è un esempio di accoglienza nella frazione di Sussisa, cercheremo di vedere insomma anche quello. Quindi le eccellenze che da una parte hanno funzionato, ma dall'altra a che cosa vanno incontro. Andiamo allora nel teatro per raccogliere le interviste. Con le nuove disposizioni nel decreto sicurezza, la vostra idea qual è? Quale direzione si vuole prendere all'idea di integrazione in Italia? Ma siamo molto preoccupati proprio perché non c'è, o perlomeno non traspare dal testo del decreto, un'idea di integrazione. Non traspare neanche un'idea di gestione ordinata e coordinata di un fenomeno che è un fenomeno storico che stiamo attraversando e che non è certo trasformabile per decreto. Quindi la sensazione, ma credo ci sia bisogno anzitutto di capire in questo momento, la sensazione è che questo decreto voglia sostanzialmente seminare ulteriore caos in una situazione già complicata ed intricata per poterlo magari poi gestire, perché il tema delle migrazioni è un tema elettoralmente sensibile sul quale è facile speculare. Questa è una sensazione amara perché non si governa così, ma è una sensazione condivisa da molti. Credo però che sia proprio essenziale, per non abbandonarsi alla paura né soltanto alla sterile critica, approfondire nel dettaglio queste norme, avere a disposizione i pareri di tutte le persone coinvolte, sia gli operatori che i tecnici che le persone accolte che i cittadini, ed è questa la ragione per la quale abbiamo organizzato questo convegno questa mattina in cui due dei massimi esperti nazionali come Daniela Di Capo e Gianfranco Schiavone, operatori, cittadini, ospiti beneficiari del sistema SPRAR sul territorio del Golfo Paradiso si incontrano e si confrontano per approfondire, perché la conoscenza sia della migrazione sia delle norme resta comunque l'arma principale contro la paura. Laddove c'è ignoranza, laddove c'è superficialità e sentito dire si rischiano veramente delle derive pericolose. Nei contenuti, per quello che ha potuto vedere, che cosa non convince? Intanto cominciamo da questa idea di portare i migranti in grandi centri. Non convince questo, non convince l'abbandono dell'accoglienza diffusa, che è stata la modalità attraverso la quale si sono realizzate le esperienze positive di integrazione come quelle sul nostro territorio, che hanno portato l'Italia ad essere considerata in Europa come un benchmark, un punto di riferimento per la qualità dell'accoglienza. Non convince la scadenza dei tempi, non convince che non si siano potenziate le commissioni e quindi si mettano fuori delle persone senza avere in realtà la garanzia che entro 90 giorni le commissioni si
pronuncino sul loro status, non convince il fatto che si producono con questo decreto delle persone regolari, perché se chi ha la domanda di protezione comunque è legittimamente soggiornante sul territorio nazionale, non ce lo dobbiamo dimenticare, che non hanno diritto ad alcuna forma di accoglienza e quindi che sono delle persone senza dimora a tutti gli effetti, che andranno a bussare alle mense, ai dormitori delle strutture caritative che già sono oberate. L'Istat ci dice che ci sono in questo momento, prima del decreto, il 50% dei posti disponibili rispetto alle persone che vivono per strada in Italia. Stiamo aggiungendo persone destinate a vivere per la strada o a cercare ripari in sistemazioni precarie, comunque fuori dai circuiti della legalità. Non convincono tutte queste misure che, oltre a violare probabilmente dei diritti, ma su questo lasciamo alla Corte Costituzionale il grosso lavoro che avrà da fare su questo testo, si crea proprio disordine, si crea per decreto e non è una cosa che fa bene a nessuno. L'obiettivo politico sembra voler essere il contrario. C'è un'indicazione quale vuole essere? Non so, non venite in Italia? Non credo neanche quello, perché quello si fa con accordi bilaterali sui quali almeno nel decreto si stanziano ben poche risorse. Può darsi che la diplomazia italiana sia fortemente al lavoro, di questo vedremo i frutti probabilmente tra qualche mese. Sono disponibilissimo a darne atto al Ministero degli Esteri, al Governo, qualora ciò accada. L'indicazione in realtà sembra tutta interna, cioè a me sembra purtroppo che qui si stia nuovamente cavalcando un fenomeno per dargli una dimensione emergenziale che tanto fa comodo a chi poi elettoralmente specula sopra questi aspetti. Però ripeto, bisogna anzitutto capire, quindi prima di dare giudizi sommari la mia posizione e quella dei colleghi è una posizione tecnica, intendiamo informarci, intendiamo capire cosa si può continuare a fare, come continuare a fare bene ciò che veniva fatto bene, come correggere le storture che sarà possibile correggere dal punto di vista tecnico. Questo è il nostro dovere civico e in questo senso intendiamo muoverci. Ecco, visto proprio che è difficile parlare di un decreto di cui appunto c'è abbastanza confusione, vediamo gli esempi che quelli funzionano, perché sul vostro territorio, ma un po' in tutta la nostra zona, ci sono tanti esempi di SPRAR che hanno funzionato. Ora il rischio magari è che queste persone possano essere portate via, che questi esempi terminino. Ma non necessariamente, nel senso che il decreto non chiude definitivamente gli SPRAR, toglie la possibilità di accedervi a una larga fetta degli attuali beneficiari, che sono i richiedenti protezione, e limita coloro che già la protezione l'hanno ottenuta. Quindi è plausibile che il numero di persone che entrano nel sistema si riduca drasticamente e che questa riduzione colpisca anzitutto le strutture più grandi. Le strutture più piccole, con una vocazione di tipo familiare, comunque inserite in maniera diffusa nei territori come le nostre, teoricamente potrebbero anche continuare ad andare avanti. Bisognerà vedere appunto quali saranno i flussi e come intenderà gestire il servizio centrale. Per questo c'è Daniela Di Capua, la direttrice, qui con noi questa mattina, ed è un punto che certamente ci interessa capire. Quello che è certo è che l'accoglienza diffusa ben fatta funziona, costa meno, dà effetti migliori, non impatta sulle comunità. L'integrazione avviene principalmente attraverso il lavoro, quando il lavoro è reperibile. Queste sono persone che hanno voglia di lavorare. Il mercato del lavoro italiano chiede manodopera di un certo tipo, non sempre la trova tra gli italiani. Io credo peraltro che dovrebbe chiederla principalmente agli italiani, quindi non ho problemi ad ammettere questa mia preferenza, ma laddove non la trova non credo che il mercato del lavoro faccia il suo mestiere, faccia il mercato e quindi si rivolga a chi poi questo lavoro lo può offrire. Laddove si trovano posti di lavoro, poi le persone si sistemano, si integrano, trovano casa, conducono una vita nella legalità, perché è assolutamente loro interesse. Quindi questo non è il profilo del delinquente o del deviante, non è davvero il profilo di questo tipo di popolazione. Possiamo fare l'esempio concreto dello SPRAR che voi avete attivato, chi avete accolto e come funziona? Noi accogliamo nuclei familiari con bambini in una frazione di Sori che è su Sisa, all'interno di un progetto che è un progetto distrettuale gestito insieme agli altri comuni del distretto 13, che va da Bogliasco a Camogli con Uscio e Avenio. Ci sono 4 strutture, una a Bogliasco, una a Sori, una a Uscio e una a Camogli. A Camogli vengono accolte donne, a Bogliasco, a Uscio uomini e famiglie, da noi famiglie. C'è un'equipe di operatori che li segue, c'è un gruppo di volontari per ogni struttura, uno molto attivo qui a Sori, uno molto attivo a Camogli, che si occupano dell'animazione, che si occupano dell'accompagnamento dei ragazzi nei fabbisogni quotidiani e soprattutto che si occupano dell'integrazione
l'integrazione. Sono ragazzi normalissimi, famiglie normalissime con bambini piccoli che vanno all'asilo, alle nostre spalle c'è uno degli asili frequentati da questi bambini insieme agli altri e niente, si inseriscono, sono persone, sono famiglie, cioè accade quello che accade normalmente, normalissimamente in qualunque contesto di relazione umana. I numeri sono contenuti, abbiamo 8 persone, Sori fa 4.000 abitanti, quindi voglio dire, non sono 8 persone di cui 3 bambini, 4 bambini certamente a poter fare la differenza su come si vive, sulla qualità della vita del nostro paese. Ecco, i cittadini soresi non se ne accorgono neanche più che c'è una struttura dello SPRAR a Sori, ecco, è passata assolutamente nell'ordinarietà. Ecco, voi come tante parrocchie vi siete impegnati a fare integrazione. Altri, possiamo dire, hanno fatto business su questo invece. Forse si può dire che l'unico aspetto positivo del decreto sicurezza è di dare un colpo forse a questa direzione o neanche quello? Ma io denuncio le attività criminali svolte da alcuni soggetti che hanno gestito attività in questo ambito da anni, sono stato tra i primi e mi sono battuto in prima persona in questo senso ottenendo anche alcuni risultati. Sono da sempre convinto che fare di tutta l'erba un fascio e buttare il bambino con i panni sporchi, con l'acqua sporca, non sia la soluzione migliore per colpire chi delinque in alcuni casi o comunque chi ha casi di mala gestione. Credo che bisogna intervenire puntualmente e severamente. Non mi pare che il decreto vada in questa direzione, specie se le evoluzioni della legge di stabilità porteranno ad una riduzione dei prodie che andrà ad abbassare necessariamente la qualità di tutti e quindi a non premiare chi accoglie bene e in realtà non incidere particolarmente su chi accoglie male. Quindi secondo me non sta andando nella direzione giusta il governo per rimuovere questo tipo di patologia dal sistema. Intanto qual è il punto di vista di ANCI sul nuovo decreto legge sicurezza? Beh, certamente dopo tanto lavoro fatto in questi anni questa nuova legge ci prende un po' in contropiede. Dal 2002 ad oggi abbiamo lavorato perché lo SPRAR diventasse un sistema di accoglienza diffuso il meno impattante possibile sui territori e un sistema di integrazione, perché stiamo parlando di esseri umani, di persone che possono e devono diventare nuovi cittadini. Quindi questa legge è chiaro che è un po' rivoluzionaria, però come sempre noi siamo abituati a essere pragmatici, quindi a vederne le positività e a vederne l'applicazione possibile. Vediamo le positività allora che avete incontrato. Beh, allora, intanto per cominciare il tema dei minori non accompagnati, che è un tema che qui in Liguria abbiamo in maniera sensibile e che fino ad oggi venivano lasciati totalmente a carico dei servizi sociali dei comuni. E voi sapete bene come i bilanci comunali in questi anni abbiano sofferto, tutti i cittadini che ci ascoltano sanno quanto i servizi comunali siano andati in difficoltà, per cui avere un minor carico di oneri, perché li paga lo Stato, sui servizi comunali mi pare che possa liberare energie anche per il welfare locale, quindi per la gente che ha bisogno nei singoli comuni. Questa è una grande positività. Una positività più piccola, limitata agli uffici amministrativi, ma comunque nei piccoli comuni, e la Liguria è fatta soprattutto di piccoli comuni, è quella del non più obbligatorio rilascio delle carte d'identità ai migranti. Perché? Perché il documento che viene loro consegnato, cioè quello della domanda che loro fanno, vale come documento di identificazione. Pertanto non c'è più bisogno della carta d'identità. Ma attenzione, senza la carta d'identità non perdono dei diritti, perché per esempio il diritto all'accesso ai servizi sanitari viene confermato e mantenuto esattamente com'era. Ora, queste non mi paiono cose trascurabili, anche se parziali, in un contesto che effettivamente non è ottimale, dal nostro punto di vista non è ottimale, ma bisogna sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Tra gli aspetti negativi invece che cosa riscontrate? Per esempio il totale abbandono dei disagiati, dei vulnerabili pesanti, cioè quelli veri, quelli che hanno disabilità, provengono da situazioni di shock particolarmente rilevanti da un punto di vista anche di disagio mentale. Questi non vengono minimamente contemplati e già adesso era un problema creare gli SPRAR dedicati a questo tipo di persone, sarà ancora più difficile l'accoglienza di queste persone. Un'altra mancanza che rileviamo forte è quella del passaggio ex abrupto, cioè da un momento all'altro dal
SPRAR con tutti i supporti allo smontamento del progetto SPRAR. I CAS, cioè i centri di accoglienza straordinaria, come li abbiamo vissuti, non sono certamente la soluzione ottimale. In più l'abbassamento della quota di sostegno quotidiana, giornaliera per i CAS, non sappiamo che tipo di effetti produrrà, cioè non sappiamo se i servizi di qualità che oggi erano arrivati ad uno standard accettabile, almeno qui da noi in Liguria, saranno mantenuti, oppure se gli enti gestori più qualificati, migliori in assoluto, abbandoneranno il campo perché non riusciranno più a stare nei costi. Questo è un calcolo che non siamo ancora in grado di fare, che dovremo vedere come si svilupperà. È evidente che il rischio grande è che si improvvisino degli enti gestori senza arte né parte, senza competenza e nemmeno senza spirito di carità, e questo diventerebbe un grosso problema. In questo senso qual è l'appello che si può fare, visto che lei citava delle eccellenze anche sul territorio di gestione? L'appello che ci sentiamo di fare, mettendo anche la nostra disponibilità a collaborare in questo senso, è che gli enti gestori liguri, che hanno uno standard qualificato molto elevato complessivamente, poi ci sono anche delle eccellenze effettivamente, si mettano insieme. Cioè non solo si parlino, non solo cooperino, ma sappiano scrivere anche un decalogo di regole minime, ma con l'asticella alzata, da rispettare, affinché questo possa diventare anche una buona pratica da presentare al Ministero dell'Interno, dicendo: beh, vedete che qui si sta lavorando seriamente, coscienziosamente, e allora chiediamo anche al Ministero l'attenzione adeguata. Diversamente si rischia quello che dicevo prima. Lei durante il suo intervento citava un altro aspetto positivo, quello di non vedere negativamente la persona migrante accolta qui come una sconfitta quando torna al suo paese, ma in realtà una testimonianza che può portare nel suo paese. Può essere davvero un punto di partenza? Io credo di sì, perché nel contesto del rimpatrio volontario o anche non volontario, noi abbiamo dei fondi che si chiamano FAMI, che sono fondi europei destinati a questo, che possono aiutarci a far sì che la persona venga formata, venga istruita in maniera adeguata, vengano fatte emergere le sue competenze, le sue eccellenze, affinché possa tornare al paese di provenienza diventandone un modello di riferimento. Questo come a dire: guardate che non è che la disperazione è un fatto acquisito, si possono fare dei percorsi. In questo dobbiamo considerare che il nuovo bilancio comunitario, il 21-28, investirà molte risorse sul supporto a questo tipo di iniziativa. Quindi la frase "aiutiamoli a casa loro", che è una frase molto usata anche da un punto di vista politico, io la voglio depurare da questo approccio e considerarla però una frase realmente praticabile, cioè aiutiamoli davvero a casa loro attraverso un sistema di sostegno, di organizzazione, che certo passa dalla difficoltà di concertazione con governanti di quei paesi che insomma sono magari alle volte un pochettino così, però è un percorso che si deve riuscire a fare, si deve quantomeno provare con tutte le energie a fare. La legge non è definitiva, diciamo, come si pensa, ci saranno degli altri decreti ministeriali, quindi bisogna attendere anche nuove indicazioni, quindi non è un punto d'arrivo come si pensa, ma di partenza, di avvio. Certamente, perché la legge, come tutte le norme quadro, lascia ampi spazi di manovra ai decreti attuativi, cioè quelli che sono i regolamenti veri, quelli che vanno nel dettaglio. Allora noi su questo dobbiamo essere pronti a lavorare insieme agli enti gestori, a lavorare insieme alle prefetture, quindi al Ministero, a lavorare insieme a tutte le persone di buona volontà che sul territorio si possono trovare e che abbiano a cuore la traduzione di questa norma, che non giudico né buona né cattiva, ma è una norma e come tutte le norme vanno applicate, la traduzione di questa norma nella maniera più efficace, nella maniera più efficiente e nella maniera anche da un punto di vista umanitario più buona, più utile. Faccio un'ultima domanda che riguarda un po' il nostro territorio. Lei citava alcuni casi abnormi, un po' eccezionali, tipo Borzonasca e Varese Ligure, almeno per quanto riguarda quest'area di Levante. Queste sono andate risolvendosi poi nel tempo, secondo lei, grazie anche a una buona gestione da parte di ANCI, dei comuni, dei volontari? Sono andate risolvendosi ovviamente in maniera parziale, perché è evidente che a Borzonasca, dove abbiamo fatto uno SPRAR, l'intenzione e l'auspicio era fino ad oggi, adesso vedremo cosa succederà, che il CAS, cioè il centro di accoglienza straordinaria, che era arrivato a un certo punto addirittura a 150 unità e che oggi è sulla cinquantina, debba venire chiuso.
Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi e che dobbiamo continuare a perseguire, anche perché non ci sono le condizioni in quella località per mantenere una situazione così ampia. Lo SPRAR aveva proprio invece l'obiettivo di raccogliere una porzione più limitata degli ospiti del CAS e renderli in maniera, da un punto di vista integrativo, in maniera più accogliente, più efficace. La stessa cosa vale per Varese Ligure, dove la struttura che ospita era arrivata a oltre le 50 unità e che abbiamo piano piano ridotto. Certo, è un percorso questo qua che lascia delle incognite, perché la non più esistenza della clausola di salvaguardia, che era quel limite, per farci capire, che lasciava un tetto oltre il quale non potevano essere assegnati a quella località dei migranti, oggi non c'è più questa clausola di salvaguardia. Quindi un po' di preoccupazione i nostri amministratori cominciano a manifestarcela e dobbiamo immediatamente lavorare per rendere le regole certe, almeno le più certe possibili. Perché ha definito il decreto una retromarcia storica rispetto ai temi che abbiamo trattato sino ad oggi dell'immigrazione? Perché in Italia noi abbiamo avuto una storia molto difficile, molto travagliata per cercare di realizzare un sistema di accoglienza caratterizzato dalla normalità, cioè dalla consapevolezza sostanzialmente che le migrazioni forzate ci sono e ci saranno e che ciò che dobbiamo fare è gestire appunto il sistema di accoglienza come uno dei servizi sociali del territorio, quindi attraverso la rete appunto degli enti che gestiscono i servizi, cioè i comuni, andando a un'integrazione delle persone che arrivano il più rapida possibile, cercando di distribuire le persone sul territorio, evitare ghettizzazioni, evitare concentrazioni e appunto in generale concepire questo come per appunto una parte della nostra vita quotidiana e soprattutto del nostro futuro. Questo decreto sostanzialmente spezza proprio questa logica, cioè quella che è nata col sistema di protezione nel 2002 e poi si era consolidata con la legge nel 2015 e ci riporta in una situazione che in realtà abbiamo sempre avuto in Italia ma parzialmente, e cioè di eccezionalità. Per cui i richiedenti asilo sono persone da sistemare, da parcheggiare in grandi centri, da isolare, da ghettizzare, da non integrare. I comuni non se ne devono occupare, il territorio non se ne deve occupare, salvo poi che naturalmente queste persone esistono e poi a un certo punto comunque emergono nel territorio, e i danni, diciamo, di questa mancata attenzione, in realtà, di questo mancato percorso di integrazione possono essere giganteschi. Le persone oggi, secondo lei, vedono la questione dell'immigrazione ancora come un'emergenza, come un fatto temporaneo? Sì, ancora, cioè dopo 20 anni ancora. Questo è il problema dell'Italia, cioè e che la distingue in negativo da altri paesi dell'Unione Europea, almeno dai paesi più, diciamo, dell'Europa occidentale, che hanno tradizioni più consolidate. Non è che noi nel nostro paese non abbiamo avuto anche delle eccellenze, per esempio lo SPRAR che viene oggi demolito era un'eccellenza per l'appunto, ma il grande problema italiano è continuare a pensare, come dire, che un giorno finirà, non so come dire, e non che questo è un grande cambiamento sociale che riguarderà la vita nostra, la vita dei nostri figli, dei nostri nipoti, e che se lo sappiamo gestire bene porterà frutti positivi, se lo gestiamo male porterà ovviamente grandi problemi. Oggi c'è chi vive di questi problemi e promette agli italiani un futuro luminoso, no? Per un mondo che non c'è più in realtà. Con questo decreto si prefigurano dei grandi centri statali. Lei li ha chiamati parcheggio, dei pollai con dei sorveglianti. È solo una provocazione per affrontare questo tema o è quello che emerge dal testo? Allora, non è una provocazione, è la realtà, non emerge dal testo perché il testo si limita a debellare lo SPRAR, quindi a debellare il modello positivo, e con semplici misure amministrative invece il governo si sta apprestando, le vedremo gli effetti all'inizio del 2019, a drasticamente ridurre la già bassa qualità dei centri di accoglienza straordinari, quelli governativi gestiti dalle prefetture per capirsi, abbassando drasticamente il livello delle prestazioni, insomma, dell'accoglienza, e tagliando, guarda caso, sui servizi di integrazione.
niente corsi di italiano, niente attività sociali, niente tirocini formativi, niente corsi di formazione professionale, cioè persone parcheggiate a fare niente tutto il giorno. Guarda caso proprio quelle cose di cui alcuni gruppi politici si lamentavano poco fa, adesso lo stanno facendo. Ma perché tutto questo sembra folle? In realtà non è folle, o meglio, come dire, c'è un elemento di follia evidentemente, di lucida però follia, cioè l'obiettivo è proprio quello di creare persone, come dire, creare una situazione di ghettizzazione di persone che non avranno difficoltà a inserirsi, perché appunto permarranno per mesi o forse per anni anche in questi luoghi, che costeranno molto al cittadino italiano, perché la propaganda dice pagheremo poco. Certo, pagheremo poco, però per non avere niente. Quindi chi di noi vorrebbe andare in un ospedale che non costa niente? Chi di noi vorrebbe mandare il suo figlio in una scuola che non costa niente? È evidente che certo costeranno poco, ma costeranno tantissimo in termini poi di conseguenze anche economiche e sociali. Ci può spiegare la ridefinizione dei titolari, insomma, del permesso di stare in Italia, insomma, chi ne ha diritto, chi no, com'è la situazione ora? È un po' complessa, nel senso che sostanzialmente la protezione internazionale non viene toccata, perché non può essere toccata, credo che volendo ci sarebbe stata l'intenzione di toccare pure quella, ma in realtà è disciplinata da norme internazionali dell'Unione Europea. Quello che viene aggredito è l'Istituto della Protezione Umanitaria, che è stato presentato come una sorta, diciamo, di regalo, di improprio, no? A persone che non ne avevano titolo. In realtà era uno strumento giuridico esistente nel nostro ordinamento fin dal 1998, aveva superato quindi i governi di tutti i colori politici di qualunque tipo, nessuno aveva mai pensato di poterla togliere, anche perché è una forma di protezione che integra, che alla fine completa in realtà la nozione di asilo costituzionale che noi abbiamo appunto all'articolo 10 della Costituzione, e senza la quale questo articolo non viene attuato. Ecco perché noi parliamo di profili costituzionali, no? di violazione della Costituzione nella cancellazione di questa protezione umanitaria. Lo scopo dichiarato per l'appunto è quella di non regalare per l'appunto questa protezione. In realtà lo scopo reale è quella di produrre nuovi irregolari. Il produrre nuovi irregolari perché è uno scopo? È molto semplice, perché con nuovi irregolari abbiamo due effetti che qualcuno vuole sfruttare. Il primo, avere un grande esercito di riserva per il lavoro nero. Quindi sempre più persone disponibili a lavorare per niente, sostanzialmente, soprattutto nell'agricoltura, ma non solo, e quindi appunto nell'ambito dello sfruttamento da parte chiaramente dei gruppi criminali italiani e non. Il secondo è avere un grande disagio sociale sul territorio, e anche qui può sembrare strano, ma come mai? È molto semplice, perché il cittadino che passa per la strada e vede degli stranieri dormire per la strada, o che vede stranieri occupare case abusive, non risale, per così dire, alla catena però del perché si è prodotto tutto questo, e vede solo l'effetto e attribuisce alla persona in realtà la colpa, cioè dice è vero, no? Che questo è un problema, che lo straniero è un problema, e quindi fa questo cortocircuito logico per cui chi ha prodotto il disastro in realtà poi si presenta come il salvatore dello stesso. Questo è il meccanismo, lo voglio dire con chiarezza, che ha prodotto tutti i regimi totalitari del Novecento. Questo stiamo parlando di questo, cioè sia il fascismo che il nazismo che gli altri sistemi totalitari sono nati esattamente così, cioè con la produzione di gruppi marginali nella società, che ovviamente non potevano essere eliminati, almeno non subito naturalmente, e la conquista del potere attraverso la politica della paura e dell'esclusione. L'individuazione del capro espiatorio. Sì, non stiamo parlando di un piccolo particolare, di qualcosa che può riguardare un'ingiustizia, magari che chiaramente dovremmo contrastare, ma che riguarda un settore della società. Noi stiamo parlando di un rischio veramente di implosione del sistema democratico. La questione è anche di poter ricevere un permesso ma poi senza avere accesso alla protezione, quindi lei diceva ci si troverà poi dai cassa alla strada, la questione della residenza, la può spiegare? E soprattutto questo è l'aspetto più grave, forse anticostituzionale. Allora sì, il richiedente asilo non ha più accesso alla residenza nella nuova norma, unico caso fra tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, e per motivi diversi dal turismo ovviamente, appunto ha accesso ai servizi del territorio ma non ha accesso alla residenza. Qualcuno potrebbe dire che è una questione per così
per ipertecnica, per addetti ai lavori. In realtà è una questione fondamentale. L'esclusione della residenza vuol dire l'esclusione della comunità. Vuol dire che il giorno che questa persona esce dal sistema di protezione, dove aveva i servizi appunto essenziali, non è residente da nessuna parte. Quindi avremmo creato la strana figura della persona regolarmente soggiornante ma non residente. Quindi la domanda è: ma di chi è questa persona? Dove abita? Dove andrà a stare? Chi se ne deve occupare? Inizierà un gigantesco gioco di scaricabarile fra un comune e l'altro per non prendere in carico per l'appunto le persone. La maggior parte di questi finirà chiaramente nelle grandi aree urbane, di nuovo creare ghettizzazioni che creano a loro volta appunto quel meccanismo di percezione della paura di cui dicevo prima. ANCI nel suo intervento ha trovato delle positività in questa legge, sostenendo anche che appunto molte persone, al di là poi dello stretto giro di quelli che lavorano con lo SPRAR o coi CAS, in realtà apprezzano questa legge. Perché avviene questo? La preoccupa? C'è disinformazione? Beh, devo dire che è la prima volta che mi capita che un rappresentante dell'ANCI trovi degli aspetti positivi, quindi credo che sia un po' in difformità da quella che è la posizione nazionale dell'associazione, devo dire la verità. Dopodiché io sono perfettamente consapevole che c'è consenso. Cioè c'è un consenso che probabilmente è molto minore di quello che viene presentato, ma un consenso c'è. È il consenso che purtroppo si trova in tutte le società in declino. Che hanno paura di quello che sta avvenendo, e invece di reagire, come dire, sui veri nodi sociali, no? La corruzione, il degrado dei servizi pubblici, la mancanza dei servizi, l'incapacità della classe politica, la mancata innovazione, la mancata tutela del territorio. Siamo in Liguria, quindi possiamo, e invece di reagire, di capire come cambiare per evitare il declino, vedono appunto nell'ultimo arrivato la colpa generale di tutto quello che sta accadendo. E questo è il meccanismo che le dicevo prima, che porta a un rapido circolo vizioso che si avvita su se stesso e che poi mina le basi della convivenza civile. È vero, è giusto dire che il vero problema forse è che negli ultimi 20 anni invece di instillare umanità nelle persone se ne è tolta, e quindi a livello anche culturale non si riesce ad accettare questo arrivo di migranti che eppure fuggono da situazioni difficili. Sì, oggi abbiamo trasformato colui che viene qui e chiede protezione perché in fuga da guerre, da persecuzioni o anche soltanto da una condizione di vita insostenibile nel nemico. E questa è un'operazione, e direi una rivoluzione antropologica purtroppo, però che qualcuno ha compiuto con scientifica determinazione e che ha enormemente peggiorato la società italiana, oggi veramente irriconoscibile rispetto al passato, purtroppo. C'è qualche colpa secondo lei nel sistema precedente o forse nell'abuso di alcune situazioni? Lo voglio dire con chiarezza: il sistema precedente era confuso, il sistema precedente aveva degli aspetti molto positivi ma non è stato capace di gestire il cambiamento in maniera ordinata, e quindi ci sono delle responsabilità, sì, sicuramente. Ci può raccontare la vostra esperienza di accoglienza nel vostro convento? Sì, la nostra accoglienza è cominciata 3 anni fa ormai. Abbiamo accolto così un po' nel giro di 3 anni circa 50 ragazze. È nata dall'invito di Papa Francesco ad aprire i conventi. Abbiamo tentato e credo che dopo 3 anni possiamo dire che è stata un'esperienza molto, molto bella. Sono passate tante ragazze, alcune si sono già inserite anche nel mondo lavorativo e anche fuori hanno già ottenuto i loro permessi e quindi sono già autonome, diciamo. La città di Camogli in questo momento è inglobata in questo progetto, ne è distante? No, la città di Camogli, vabbè, ci sono i soliti irriducibili, irremovibili, ma è molto 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 coinvolta. Abbiamo diversi volontari, sia come insegnamento, sia come accompagnamento, babysitter per i bimbi. Abbiamo veramente tante persone che aiutano e ci vogliono bene. Possiamo ricordare queste ragazze che voi ospitate anche che problemi hanno vissuto per arrivare qui da noi? Beh, i problemi intanto dell'esperienza in Libia, che quelle nessuno le dimentica, ne portano i segni anche sui loro corpi,
e poi dopo la traversata e tutto fino a qui e anche il ricordo, diciamo, attuale dell'esperienza vissuta giù, che tante volte ha dovuto tagliare i ponti con le famiglie, quindi è molto, molto difficile. E qui a Sori sicuramente per farsi un'idea di quelli che saranno i cambiamenti con il decreto sicurezza, ma di quello che ha visto e letto la preoccupa oppure no? Mi preoccupa molto perché proprio di giorno in giorno non sappiamo dove andiamo a finire. Ogni giorno c'è una novità in peggio e quindi siamo qui per capire come possiamo muoverci per custodirle e per renderci sempre più capaci di essere umani nei confronti di queste persone. C'è qualcuna di loro che rischia di essere allontanata dal progetto? Perché adesso c'è una distinzione tra diritti umanitari e no? Proprio per questo, alcune hanno già avuto permessi come status di rifugiati, quindi sono a posto, ma diverse hanno permessi umanitari e questo sarà un problema perché quando scade saranno clandestine e quindi questo ci preoccupa molto. Anche loro sono preoccupate, avete raccolto la loro impressione? Molto, molto preoccupate, ogni sera dicono ma c'è qualcosa di nuovo, quando vedono in televisione i politici dicono ma cosa succede ancora, e qualcuna di noi è qua stamattina anche per ascoltare. Loro sono più contente di quello che hanno trovato, l'accoglienza anche da parte vostra, o più deluse della situazione anche politica italiana su questo tema dell'immigrazione? Ma dico grazie a Dio forse non si rendono conto di tutta quella che è la situazione politica italiana, quindi loro sono contente di stare lì da noi, partecipano alla vita della comunità, della famiglia, le pulizie, la cucina piuttosto che altre cose e cominciano a rendersi conto adesso, quindi vediamo se riusciamo a risolverglieli. Voi volontari come date una mano al convento e alle suore nella gestione di queste ragazze che ospitate? In vario modo, soprattutto nell'insegnamento della lingua. Gli anni passati era proprio solo puramente insegnare la lingua italiana. Poi adesso che molte ragazze si sono rese indipendenti, autonome, sia nel lavoro, sono iscritte, seguono i corsi proprio di lingua italiana della scuola media. Siamo di supporto perché molte cose per loro sono difficili da capire. Sono volenterose queste ragazze? Alcune molto, ma veramente ci danno dei punti. Altre no, non, come da noi del resto, i nostri alunni. Più fatica. In ogni classe abbiamo il gruppo che funziona e il gruppo che è meno, che fa più fatica, però hanno tutte un grande desiderio di apprendere la lingua, di inserirsi, hanno capito che senza la lingua, la conoscenza adeguata della lingua non riescono a inserirsi bene nel nostro mondo, quindi sono tutte impegnate. C'è da dire che chi ha la madrelingua francese ha molta più facilità, chi è madrelingua inglese o addirittura quelle loro lingue particolari che non sono neanche inglese ma sono lingue loro, dialetti loro, da noi fanno veramente molta fatica. Il nuovo decreto sicurezza vi preoccupa con le nuove disposizioni? È ancora tutto un po' così poco chiaro, veramente siamo qui anche per quello, per cercare di capirci qualcosa. Io spero che non si arrivi agli eccessi di cui si sente parlare in televisione, naturalmente bisogna veramente vedere le cose come si andranno a definire. Per ora c'è chi parla da una parte e chi dall'altra e non si sa veramente le cose come stanno. Con un rapporto come il vostro, fatto di volontariato, naturalmente di sostegno, ma anche di amicizia immagino, con queste ragazze si costruisce l'umanità. Ma molto, anche dentro di noi, soprattutto noi volontari e molto anche dentro di loro, perché io posso dire questo, sono circa 3-4 anni che faccio questo proprio in questo gruppo. Quando il primo anno e anche il secondo era difficile proprio, erano serissime queste ragazze, impenetrabili, non si riusciva, ma a parte chiedergli da dove vieni, ma qualunque altra cosa personale non veniva fuori. Adesso ridono, si divertono, cioè il fatto stesso di vedere il sorriso su di loro al mattino, vederle che proprio sono lì che chiacchierano con risate e tutto, per me è una conquista pazzesca. L'esperienza dello SPRAR a Sussisa, frazione di Sori, che tipo di positività ha portato anche nella comunità? Dunque, è un'esperienza secondo me molto positiva perché fa sì che le persone, comunque le persone che sanno di questa realtà, perché so che ci sono anche persone che non ne sanno niente e quindi le persone che invece sono a conoscenza sono molto legate a queste famiglie e riusciamo a fare delle cose insieme molto piacevoli e utili per loro e utili per noi. Chi è stato accolto?
Sono stati accolti negli ultimi anni diverse famiglie, Bright e Silva con 2 bambini neonati che adesso sono a Genova. Adesso abbiamo avuto una donna eritrea insegnante con 2 bambini e adesso abbiamo 3 famiglie con bambini piccolini. È anche arrivata una persona adesso da poche settimane da Riace. Quanti volontari siete a dare una mano? Saremo una ventina. C'è proprio un gruppo anche che dà una mano a questo? Questo gruppo si trova ogni tanto facendo riunioni in comune, anche con la cooperativa che gestisce lo SPRAR, e ci mettiamo abbastanza d'accordo sulle cose da fare, se c'è bisogno. Ecco, facciamo tutta una serie di cose tipo... Ecco, possiamo elencarle, vediamo un po'. Sì, ad esempio l'accoglienza alle persone che arrivano, quando arrivano si viene a sapere, quindi si va magari alla frazione, a casa loro, per conoscersi, si mangia qualcosa insieme di condiviso, facciamo delle feste in certi momenti dell'anno, anche ad esempio adesso a Natale ci sono delle feste con i regali per i bambini, delle cose del genere. Si fanno anche attività utili, servizi diciamo per le famiglie, tipo accompagnamenti in macchina da Genova su Sisa, visto che la frazione non è comodissima da raggiungere, oppure ci si mette d'accordo per dare cose utili, come ad esempio vestiti, giocattoli per i bambini, abbiamo dato le biciclette per potersi muovere. Io in particolare ho organizzato un corso di italiano, il gruppo è piccolo, però delle lezioni di italiano, perché penso che una delle cose più importanti sia che imparino la lingua per potersi integrare. Una volta che riescono a parlare, poi ecco, quello di cui hanno... Di solito si dice che l'integrazione aiuta chi arriva, ma anche chi la fa. È stato così anche per voi? Che esperienza è stata? Sì, per noi è sempre interessante fare delle cose insieme perché ci si conosce di più, cioè siamo tutti cittadini di Sori, però non è che ci conosciamo così bene. Quando abbiamo occasione di fare delle cose insieme ci conosciamo, ecco. Poi qui per fortuna a Sori facciamo tante cose insieme, abbiamo anche un gruppo per il teatro. Con le famiglie che avete ospitato che cosa avete condiviso, ad esempio? Soprattutto le storie individuali, ecco, le conosciamo, quindi questa è una grande condivisione, anche difficile diciamo, perché conoscere le loro storie è una cosa difficile. Ecco, di fronte a questa esperienza che ha funzionato, durante gli interventi si è parlato anche di eccellenza, di gestione, in questo caso di SPRAR, come voi sul territorio tante altre associazioni, parrocchie ed enti. Di fronte al decreto nuovo, come vi sentite? C'è preoccupazione? Sì, io posso parlare per me, io sì, sono molto preoccupata, sono qui per capire di più, sono molto preoccupata in generale, penso che da quando abbiamo avuto questa svolta politica in Italia siano cambiate già tante cose. Nella mia esperienza io ho sentito al bar, in giro per la strada, cose che non avrei voluto sentire, mi sono impicciata, sono entrata in conversazioni e ho capito che c'è proprio una mentalità che si sta sviluppando molto aggressiva, molto violenta, che una volta probabilmente c'era, non so, sotto la cenere faceva più fatica a manifestarsi, adesso invece è più legittimata, quindi c'è questa spavalderia pubblica spesso che ti fa proprio sentire male, anche perché capisci che dietro non c'è una vera informazione, non c'è veramente un bisogno, ecco, di esprimere questa cattiveria perché stai veramente male. Qui, come ha detto il nostro sindaco, si sta bene, il Golfo Paradiso sono realtà privilegiate, non abbiamo nessun bisogno di prendercela con chi ha avuto queste storie, che sono storie che neanche ci immaginiamo, neanche noi che le conosciamo riusciamo a immaginare la devastazione, la sofferenza che c'è. Secondo lei l'impianto di questo decreto che nelle intenzioni ha l'obiettivo di far girare meno nelle strade, come dire, clandestini, ma di dare il permesso a chi effettivamente, questo così si legge, ne ha diritto, come la trova? In realtà non è concretamente attuabile perché noi fino adesso abbiamo avuto moltissimi rilasci di permessi per motivi umanitari che vengono adesso giudicati come strumentali. In parte perché effettivamente si trattava e si tratta di casi di persone che pur non avendo i requisiti per ottenere uno status di rifugiato o una protezione sussidiaria non potevano veramente essere rimpatriati nei paesi d'origine, non per impossibilità dell'azione del rimpatrio, ma perché le condizioni del paese o le condizioni individuali della persona erano talmente complesse o fragili o pericolose da non poterlo fare. E allo stesso tempo si è anche, diciamo, con buon senso
io credo è andato incontro al fatto dell'impossibilità tecnica di effettuare i rimpatri. Si sa, di questa cosa si parla molto, ci sono molte persone prive di un permesso di soggiorno che dovrebbero essere rimpatriate, ma a causa di un'assenza di rapporti bilaterali fra gli Stati questo non può avvenire. Quindi il risultato ovviamente è che più persone senza permesso di soggiorno che si trovano su un territorio comportano una serie di danni a se stessi naturalmente, perché non possono integrarsi, non possono rimanere in maniera lecita su quel territorio, utilizzarne i servizi e questo va anche poi subito in seconda battuta a discapito del territorio stesso, cioè della comunità italiana, della comunità autoctona. Quindi a 360 gradi il fatto di cominciare a rilasciare comunque meno permessi di soggiorno di fatto, perché tornando indietro rispetto alla protezione umanitaria ci saranno più persone definitivamente denegate e impossibilitate a essere rimpatriate, impossibilitate a restare qui con un regolare permesso di soggiorno, di conseguenza questo avrà una ricaduta in termini di costi sociali per quel territorio, di percezione ancora maggiore di insicurezza, per cui non si raggiunge né l'obiettivo della maggior sicurezza né l'obiettivo del maggior risparmio. Per i comuni e anche per quei comuni che già stanno gestendo SPRAR, che cosa andrà a cambiare poi? Fondamentalmente ci saranno delle agevolazioni oppure dei problemi in più? Sui comuni che hanno adesso già dei progetti SPRAR in essere, in questo momento non cambia nulla, perché il progetto in essere non può essere toccato retroattivamente da questi cambiamenti, per cui le persone che sono ancora in accoglienza rimangono, usciranno quando devono uscire, il finanziamento assegnato rimane, le linee guida e le indicazioni rimangono, questo per gran parte della rete SPRAR fino alla fine del 2019, per qualcuno anche 2020. La difficoltà per i comuni sarà triplice, io direi. La prima è quella che cominceranno, per quanto riguarda i progetti SPRAR, a dover accogliere anche questi cosiddetti casi speciali, che sono dei casi sociali, di difficoltà sociale oggettiva, ma molto diversi da quelli che erano previsti nell'accoglienza SPRAR fino ad oggi, quindi dove probabilmente non ci saranno neanche le prese in carico adeguate, tutti i servizi necessari, perché non sono previsti dal progetto in essere. Il secondo livello di difficoltà è il futuro a breve termine in realtà, perché da qui alla fine del 2019 non sappiamo, non essendo più previsto dalla norma per adesso, speriamo per adesso, non sappiamo se e in che modo questi comuni potranno proseguire. Prima avrebbero potuto fare una semplice domanda di prosecuzione del progetto SPRAR con relativo finanziamento, in questo momento questo è mancante e non sappiamo come avverrà. E il terzo livello di difficoltà è quello che invece esula dallo SPRAR e che riguarda invece in prima persona il comune in quanto tale, sempre per il discorso di prima, che le persone che dovranno uscire dai centri di prima accoglienza e non potranno entrare negli SPRAR e non avranno usufruito di servizi per l'integrazione e non avranno usufruito di servizi sanitari adeguati nella loro fragilità o condizione di difficoltà psicologica o fisica che sia, dovranno come comune, come amministrazioni locali farsene carico. C'è un problema anche di comunicazione secondo lei? Le persone comunque cercano di informarsi oppure no? C'è molta confusione su questo aspetto e questo sta creando anche forse un po' di malinformazione, non so. Sì, bisogna dire che il tema dell'immigrazione è sempre stato catalizzatore di tutto il malcontento dei cittadini, per cui magari ci sono moltissime cose che non funzionano, dalle norme sul lavoro e sull'accesso al lavoro, dai mancati investimenti sulla formazione dei giovani o su magari manovre economiche che qualcuno interpreta negativamente, ma poi il disagio delle persone trova spessissimo la causa nel fatto nella presenza degli stranieri tout court, che poi coi dati è facilmente dimostrabile che questo non è vero, però credo che molta responsabilità ci sia anche laddove, anche nel dibattito pubblico portato avanti anche da interlocutori politici o tecnici esperti, non c'è una corretta completezza delle informazioni fornite, per cui la comunicazione parziale diventa di per sé dannosa perché diventa interpretabile e quindi su questo dobbiamo fare tutti un maggiore sforzo, direi. Secondo lei l'impianto del decreto potrà dare adito anche a dei ricorsi e quindi appesantire poi anche tutta la macchina giudiziaria italiana? Penso di sì, perché credo che stia già avvenendo. Noi non seguiamo specificamente questo tema, però da quello che so, anche sentendo colleghi di altre associazioni, sta già avvenendo, perché alcune misure sono considerate illegittime dal punto di vista costituzionale o dal punto di vista proprio della norma sul diritto d'asilo, e quindi sicuramente questo sarà un ulteriore aggravio. È stato preparato un comunicato per affrontare la questione dei cambiamenti legati al decreto sicurezza, in particolar modo quali sono le problematiche che evidenziate? Le problematiche sono quelle che venendo meno
la possibilità per tante persone, soprattutto per le persone maggiormente vulnerabili, ho fatto l'esempio, le donne in stato di gravidanza, ma pensiamo alle persone portatori di disagio mentale, ma le persone che hanno delle malattie, che oggi trovano accoglienza sia nella fase della richiesta di asilo e sia anche al momento dell'uscita da questa fase, dopo l'ottenimento di una forma di protezione, possono trovare accoglienza nello SPRAR da il 5 ottobre, data di entrata in vigore del decreto legislativo 113, poi convertito nella legge 132, non troveranno accoglienza nella prima fase, durante la richiesta d'asilo, in strutture che saranno sempre meno in grado di aiutarle e che nel momento che otterranno una forma di protezione umanitaria, in qualche modo riconducibile alla vecchia protezione umanitaria, non troveranno più accoglienza in nessuna struttura, ricadendo gioco forza sui territori e quindi andando a bussare alle porte dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari e educativi, che non potranno dare risposte, ma che comunque si troveranno a fronteggiare l'arrivo di queste persone. E lo stesso vale per i richiedenti asilo, che diciamo non vulnerabili, che quando usciranno da questi centri, che come dicevamo stamattina verranno ridimensionati nella qualità dei servizi, nel momento che usciranno con il riconoscimento di una forma di protezione che gli permetterà di rimanere sul territorio almeno per un anno legittimamente, non avranno però più risposte e quindi andranno a intasare i servizi a bassa soglia ai quali oggi si rivolgono principalmente gli italiani, voglio dire i dormitori, le mense, le docce, i luoghi dove vengono distribuiti cibi e vestiti. Nella zona dell'area metropolitana di Genova, in ogni caso del Levante, secondo lei nei prossimi mesi quante persone si potrebbero trovare in questa difficoltà? Per la realtà dell'area metropolitana di Genova, questo 50% vuol dire 800-900 persone che usciranno, non tutti insieme, ma gradualmente usciranno da questi centri e si ritroveranno sul territorio sia i soggetti vulnerabili che quelli non vulnerabili, senza una risposta in termini di accoglienza. Sarà un problema soprattutto per la città di Genova e un po' meno forse per le piccole realtà, perché poi le città più grandi, che offrono maggiori servizi, maggiori mense, più posti nei dormitori, docce e così via, esercitano un effetto di attrazione, ma sarà comunque un problema col quale i comuni dovranno fare fronte, perché ricadrà su di loro. Qualche speranza c'è forse anche da parte dell'Europa? Qualche cosa che possa arrivare? Questa notizia che circola già da un po' di una possibilità di finanziamento diretto da parte dell'Unione Europea ai comuni nell'ambito dei progetti FAMI, no? Di questo fondo per l'accoglienza, per l'integrazione e l'accoglienza dei migranti, ci dà qualche possibilità, però come si diceva i progetti europei finanziano molto la fase dell'accoglienza, finanziano in parte le persone titolari di una forma di protezione, che vuol dire diciamo la parte migliore, quelli che ottengono riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, non risolve il problema di quelli che ottengono questa protezione umanitaria, che diciamo è una cosa nazionale, ma è una cosa che comunque hanno 20 dei 28 paesi dell'Unione Europea, che però entra a fatica nei finanziamenti dei fondi europei. Quindi io credo che quello è un segnale positivo se passerà, ma non è quello che risolverà il problema del sistema di accoglienza.